Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, tanti nuovi video ti aspettano! Tra i motociclisti e i ciclisti è una tra le mete delle più rinomate, ma lo è anche e soprattutto per tutti quelli che amano la montagna. Il Colle del Nivolé, suggestivo valico senza fondo carrabile, situato nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, a cavallo tra il Piemonte e la Val d'Aosta, richiama ogni estate centinaia di visitatori. Tanto che, nei giorni festivi dei mesi più frequentati, la circolazione mezzi a motore è permessa fino al lago di Ceresole o al lago di Serlù, da dove partono delle navette che portano fino al colle. Quindi, perché dopo quasi 500 passi montani superati, questo suggestivo tracciato si trova ancora nella nutrita lista delle cose da fare? La risposta è decisamente semplice. Il Colle del Nivolé è un valico senza sfondo. Inserirlo in un tracciato progressivo risulta quindi impossibile, se non a caro prezzo, dato che per andare e tornare dalla cima si perde quasi una giornata, considerando anche che risulta decentrato rispetto alle classiche rotte alpine. Il tracciato originario, che prevedeva la congiunzione della vallata piemontese con quella valdostana, non è mai stato completato e l'asfalto termina a poche centinaia di metri dopo il passo. Per questo motivo, fino ad oggi, solare domenica di metà settembre, non avevamo ancora raggiunto il meraviglioso Colle del Nivolé. La salita verso il valico è veloce, tuttavia cerchiamo di ridurre al minimo le soste per arrivare in vetta prima che troppi turisti affollino la strada e i panorami, riducendo sensibilmente la magia che il contesto è in grado di trasmettere. La levataccia che ci siamo imposti aveva soprattutto questo scopo. Affronteremo poi la discesa con molta più calma, godendoci maggiormente il paesaggio.
Superato il colle, la strada asfaltata prosegue per alcune centinaia di metri, oltre 2 piccoli laghetti nei quali si specchia Rifugio Savoia, fino ad arrivare ad una sbarra che decreta la fine del viaggio, oltre la quale resta solo il ricordo di un progetto che prevedeva il collegamento con la Valle d'Aosta, mai completato. Qui effettuiamo la nostra prima sosta, godendoci il panorama e fantasticando sulla strada sterrata che, beffarda, prosegue oltre l'invalicabile sbarra, invitandoci risoluta ad una futura escursione da effettuare rigorosamente in abbigliamento trekking. Intorno a noi le cime più alte delle montagne ci osservano solenni, mentre la natura circostante si prepara ad un autunno ormai più che prossimo. L'indaffarata marmotta, invece, sembra più preoccupata per l'inverno che, qui in montagna, non tarderà ad arrivare. Il lago Agnel e il lago Serrou sono 2 preziose gemme incastonate in una suggestiva corona montana. Impossibile non restare incantati da uno spettacolo così esaltante. Di origine glaciale, sono stati poi ampliati grazie alla realizzazione di 2 dighe, che ne sfruttano il potenziale idroelettrico. Oggi rappresentano sicuramente l'immagine tipo del Nivolé nell'immaginario collettivo. La terrazza che sovrasta i 2 laghi. Questo è il punto più panoramico della strada e da qui si scattano le foto più suggestive del comprensorio. Echoes of the night. Step forward then, and one trace upon the Rhine. One dream we still must gather. These roads in which we
shadows we find whispers, soft echoes of the night. In every beat that lingers, a dance and faded light. L'emozionante tracciato ci riconduce verso valle offrendoci uno spettacolo che durante la risalita avevamo solo assaggiato, ma che adesso possiamo apprezzare in tutta la sua bellezza. Shadows we find whispers, soft echoes of the night. In every beat that lingers, a dance and faded light. Echoes of the night. We wander through the silence in steps postponed and fine. With every breath, a promise on this journey, yours and mine. Step forward then another, one trace upon the Fino ad arrivare al lago di Ceresole, termine ideale del nostro odierno viaggio. Il resto sarà solo noiosa autostrada. these roads in which we climb. Echoes of the night. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.